Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Focus TG. Andiamo subito a Rosà, un paese di cui si sta parlando molto in questi giorni per la scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, ma è al centro anche di una recrudescenza della violenza con una rapina, dei furti, la clonazione di telefoni. Andiamo subito in diretta da Vanessa Banzato per sapere che cosa sta succedendo. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. In effetti mai come in questo periodo Rosà era finita sotto i riflettori della cronaca. La vicenda che riguarda la scomparsa dell'ingegnere Menegon sta tenendo ancora l'intero paese con l'infiato sospeso, ma qualche sera fa proprio davanti a questo bar, il Magic Café, siamo in via Manzoni, nell'area periferica e industriale di Rosà, si è verificata una rapina ai danni di una dipendente del locale. La giovane aveva appena chiuso il bar, con sé portava una borsa con dentro l'incasso della giornata, quando è stata avvicinata da uno, forse due individui. Hanno tirato fuori un martello, hanno minacciato di usarlo contro di lei se non avesse consegnato la borsa con il denaro. La donna è rimasta letteralmente sconvolta, scioccata, terrorizzata. I malviventi hanno rubato, le hanno strappato di dosso la borsa e sono scappati. Molto probabilmente saranno fondamentali per le indagini che stanno seguendo i carabinieri le immagini della videosorveglianza. Sono numerose le telecamere che sono posizionate proprio in questa strada, proprio per il fatto che sono tante le aziende lungo via Manzoni, le fabbriche presenti in via Manzoni. Di conseguenza, anche grazie alle telecamere della videosorveglianza privata, senz'altro si riuscirà a risalire ai malviventi che hanno letteralmente sconvolto questa giovane barista. All'interno non parlano, la titolare ha deciso di non parlare perché è troppo lo shock, ci ha detto fuori da microfoni e telecamera, che è stato subito da questa giovane donna, e la paura, essendo la titolare praticamente tutti i giorni all'interno del locale assieme alle sue dipendenti, la paura davvero per queste donne è tantissima, soprattutto in orario serale, quando sono da sole, devono chiudere un'attività portandosi appresso il denaro che poi devono depositare. La paura è tanta perché appunto di notte, soprattutto di sera soprattutto, c'è da aspettarsi di tutto, come è successo l'altra sera. Come accennavi tu, direttore, anche furti, c'è stato un periodo di tranquillità, di quiete, adesso sono tornati alla ribalta i furti in abitazione, e in due episodi, proprio sempre a Rosà, le persone erano in casa, erano all'interno della loro casa, e di conseguenza si va ad aumentare, cresce la paura, perché oltre all'atto davvero tremendo, pensare soltanto ai ladri che ti entrano in casa, ti rovistano dappertutto e ti rubano tutto quello che possono, pensare anche alla paura che hanno le persone che si trovano davanti ai malviventi. Si parlava anche di clonazione di carte. Nello specifico è stata clonata la carta del telefono del parroco di Rosà. Quanto è emerso da indiscrezioni nel paese, pare che soliti ignoti abbiano clonato la carta e abbiano divulgato un messaggio a nome del parroco di Rosà, chiedendo un contributo ai parrocchiani per poter supportare una fantomatica persona che si troverebbe in condizioni di disagio. Tanti parrocchiani hanno aderito, solo che chi ha aderito si è trovato svuotato il conto, praticamente soldi rubati grazie a questo messaggio fantomatico da parte del parroco rosatese. Resta sempre, come abbiamo detto in apertura, caldo il caso dell'ingegnere Antonio Menegon, scomparso il 3 gennaio scorso, 78 anni, proprio dalla sua galleria d'arte di via Garibaldi a Rosà. Proseguono le indagini e intanto c'è chi lo conosce bene e ha lavorato per tanto tempo accanto a lui nelle battaglie contro i velox irregolari, dice assolutamente non si è trattato di un allontanamento volontario, anche se vorremmo fino in fondo sperarlo e pensare che
Menegon si sia allontanato per staccare per qualche tempo da tutta questa vicenda che lo dovrebbe vedere anche testimoniare in una delle prossime udienze nel processo iniziato a Cosenza lo scorso 8 gennaio. In realtà, nonostante questa sia il desiderio di ritrovarlo sano e salvo, chi lo conosce bene pensa assolutamente che si tratti di un rapimento e che sia legato alla sua attività, alle sue battaglie portate avanti e vinte in numerosi casi proprio contro i velox irregolari e quindi tutto quello che ci ruota attorno. Chiederei alle regie allora di mandare proprio il servizio che è stato realizzato dalla collega Monica Smiderle che va a cercare di fare nuovamente il punto sulla scomparsa dell'ingegnere Menegon. E io ti ricedo la linea, direttore. Antonio non era un autolesionista, quindi a me non ha mai dato la sensazione di essere una persona instabile o che avesse un esaurimento nervoso da fare gesti inconsulti, ecco, questo mi piace escluderlo. Chi conosce Antonio Menegon non crede nell'allontanamento volontario, tanti gli interessi economici toccati dall'ingegnere nella sua attività di superconsulente nella battaglia contro i velox irregolari. Ma non solo, il tecnico rosatese avrebbe firmato anche delle perizie sugli etilometri, un nuovo filone con tanto materiale raccolto, forse scomodo. Abbiamo affrontato assieme questioni ovviamente pesanti, perché lui la macchina incidentata, quindi si è arrabbiato perché era venuta a minimizzare la questione da qualcuno, era una macchina vecchia, quindi allora non conta il gesto ma conta la macchina vecchia. Poi il computer acceso dove i file sembravano essere stati violati e anche quello è stato minimizzato, quindi da quel lato era un po' deluso e amareggiato. Da allora abbiamo iniziato a scambiarci i file, quindi quelli che ha lui li ho io e viceversa. Per cui tutta la documentazione anche di Cosenza ce l'ho io e per il resto, ripeto, non voglio fare il complottista, non voglio dire che ci possa centrare qualcosa all'indagine di Cosenza, la quale sapete che dall'8 è stato aperto il procedimento e sicuramente verrà chiamato Antonio quale perito che ha redatto la relazione conclusiva. Intanto le indagini per far luce sulla scomparsa di Menegon proseguono. Gli inquirenti stanno scandagliando i suoi dispositivi elettronici, il PC in particolare. Potrebbe celarsi nell'attività di Menegon la risposta a questa vicenda, come conferma Gian Antonio Sottile, amico e collega di Menegon, presidente dell'associazione Alt Velox. Lei ha mai subito minacce? Certo, ma come no? Ma certo, le minacce, i dispetti. Il servizio di Monica Smiderle, grazie a Vanessa Banzatto e all'operatore Andrea Benetti che si erano collegati da Rosà. Adesso andiamo di nuovo là dove è stato ritrovato il corpo della povera Annabella Martinelli, 22 anni, scomparsa da diversi giorni e ritrovata morta in un bosco. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani e da Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Chiara. Direttore, buongiorno anche ai telespettatori che ci stanno seguendo. Ecco, il corpo di Annabella Martinelli è stato ritrovato proprio qui in questo bosco che vedete alle mie spalle. Non è un vero e proprio sentiero, è una zona che conoscono le persone che vivono qui intorno, chi frequenta abitualmente i colli. A ritrovarla una signora che era a passeggio con il suo cane intorno alle 15 di ieri pomeriggio, il momento in cui sono finite tutte le speranze. Una macchina imponente, quella che si era mobilitata nella ricerca della studentessa di 22 anni, trovata purtroppo impiccata ad uno di questi alberi. Qui si è concentrata anche, ci sono concentrati per lunghe ore i rilievi nella giornata, nel pomeriggio di ieri. Qui qualche minuto fa io e il collega Cristian Roque Allende abbiamo incrociato i familiari della studentessa che sono stati molto fermi, non hanno voluto né farsi inquadrare né rilasciare alcuna dichiarazione. Cercavano un posto dove portare un fiore, dove poter fermarsi per dire una preghiera.
però intanto le indagini continuano. Se quella del gesto volontario è la strada su cui si sta indirizzando chi sta seguendo le indagini, restano aperte le ipotesi, si deve fare chiarezza su che cosa sia accaduto. Le pizze sono state ritrovate, alcune nello zaino, in parte vicine al corpo di Annabella, forse saranno analizzate dai carabinieri dei RIS. Si deve cercare di capire se Annabella abbia incrociato qualcuno in questo lungo tragitto che l'ha portata in bicicletta da Padova fin qui sui Colli Euganei. Qui era arrivata a piedi, poco prima della mezzanotte aveva incrociato nella parte bassa del comune di Teolo la studentessa, che adesso sentirete nel servizio che abbiamo preparato in redazione. Ecco, si stanno cercando davvero di mettere insieme tutti i tasselli di una vicenda che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e che ha fatto sperare, lo sentirete anche nel servizio, il sindaco di Teolo dice proprio questo, in un epilogo diverso. Allora io vi lascio al servizio che abbiamo confezionato questa mattina in redazione, poi da Teolo la linea può tornare allo studio. Sono passate da poco le 15 di giovedì, quando ogni speranza svanisce. In questo bosco, sulla cima di una collina alle porte di Teolo Alta, a pochi metri dalla strada principale, via Euganea, una donna che passeggia con il suo cane trova il corpo senza vita di Annabella Martinelli, impiccato a un albero. Qui le ricerche, che continuavano da giorni, non erano mai arrivate, spiega il capitano Diego Del Tufo. In questa zona le ricerche non erano arrivate? Così in maniera approfondita no. Al momento non stiamo propendendo assolutamente per l'ipotesi suicidiaria. Ecco, quindi poi vediamo se da un lato si emerge qualche cosa, ma insomma questa è l'ipotesi. È il silenzio degli alberi ad avere nascosto e protetto, forse per 9 giorni, il corpo di Annabella, la studentessa di 22 anni scomparsa dal giorno dell'Epifania. Sarebbe morta proprio in quella gelida notte tra il 6 e il 7 gennaio, la più fredda dell'inverno, con il termometro a -8. Aveva lasciato la sua casa di Padova. Vado da un'amica, aveva detto alla famiglia. Da Padova aveva raggiunto in bici i Colli. Comprate 2 pizze a Selvazzano Dentro. A Tre Ponti di Teolo Annabella acquista 2 bibite. Sono le 23:15 quando incrocia una studentessa, Giulia Rinaldo, che le chiede se ha bisogno di aiuto. Lei molto tranquillamente mi ha risposto, mi ha detto no, guarda, tranquilla, sta bene, adesso vado a casa. Io al che le ho chiesto ma hai bisogno di un passaggio a casa, siccome comunque era sera, era buio, faceva fredda, c'era quella tipica nebbiolina dei Colli Euganei, insomma, le ho chiesto se avesse bisogno di un passaggio a casa, lei mi ha risposto no, tranquilla, abito qua vicino. E io a quel momento non ho neanche insistito troppo. Da qui per ora solo ipotesi. Di sicuro lascia la bici chiusa con il lucchetto a villa e poco lontano i cartoni delle 2 pizze. Le telecamere la riprendono in bici, il cappotto scuro, lo zainetto rosso, i jeans larghi. La mobilitazione è imponente. Il comune di Teolo e i suoi volontari la cercano con i vigili del fuoco, con i cani molecolari, i droni e l'elicottero, il soccorso alpino e poi i carabinieri coordinati dalla procura di Padova, che apre un'inchiesta per sequestro di persona. Sull'appendice del monte, con il gruppo elettrogeno dei vigili del fuoco a illuminare le ombre del pomeriggio che fa strada alla sera, per 3 lunghe ore resta anche il procuratore Angelo Antonio Racanelli. Resta anche la comunità di Teolo con il sindaco, che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Annabella e che parla a nome di tutti. È finita nella maniera che pensavamo non dovesse finire, perché gli sforzi sono stati importanti e sono stati tanti sforzi di tanti volontari, di tante persone per cercare di trovarla e di trovarla viva, perché pensavamo tutti di trovarla viva. Non è assolutamente un sentiero, è la cresta di una piccola collina qua sopra, e una zona che non è neanche una zona di passaggio, cioè uno deve andarci per forza. Lei che cosa si sente di dire anche alla famiglia che piange questa morte? Mi sento di dire una cosa sola, che siamo vicini alla famiglia e tutta la comunità è vicina alla famiglia e siamo un po' affranti tutti. Sono i vigili del fuoco a portare a valle Annabella Martinelli, coperta dalle telecamere in un riservo che lascia spazio solo al dolore. Tra i boschi per ore hanno lavorato i medici legali e gli investigatori
investigatori dei Carabinieri. È stato trovato il telefono e lo zainetto di Annabella, dentro anche dei biglietti e un blocco con dei disegni che ne testimonierebbero la volontà. Le indagini non sono finite e sarà eseguita l'autopsia. Oggi l'affidamento dell'incarico, l'esame nella giornata di martedì. Le domande restano e affollano la mente di tutti, anche di chi deve indagare. A Franti i boschi di Teolo racchiudono il dolore dopo aver abbracciato le speranze. Il dolore inimmaginabile della famiglia di Annabella, il dolore di chi nella ricerca ha messo tutte le sue forze, il dolore degli amici, di un'intera comunità. Un dolore che adesso va rispettato nel silenzio. Servizio della nostra inviata Chiara Gaiani. Ieri abbiamo dato in apertura di Focus la notizia della morte di questa povera ragazza. Era collegato anche lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. Sentiamo cosa ha detto. In un triangolo che io ho definito triangolo della morte, che va tra Vicenza, Padova e Treviso, con forme aggressive o autosuicidarie. Questi sono i reali. Io sinceramente, se posso dire la mia opinione, come lei me l'ha chiesta, ho dei dubbi, quindi attenderei un attimo l'approfondimento della scientifica e dell'autopsia. Non tanto per le pizze, ma per quale assurdo motivo deve legare una bicicletta a un palo con l'ipotesi che qualcuno in futuro rubi quella bicicletta se ha deciso di suicidarsi? Cioè, il tema è che il suicidio, nel momento in cui si pensa al suicidio, non si immagina un futuro e quindi non si prendono nemmeno dei provvedimenti in termini di tutela, come legare una bicicletta, nel momento in cui non si immagina di poter esistere. Allora, o è avvenuto un cambio repentino di opinione da quando ha lasciato la bicicletta a quando ha deciso di fare l'atto, cose molto, le posso assicurare, rarissime, perché quasi sempre se avvengono così repentini avvengono per eventi esterni, oppure, ma insomma sarà la scientifica a definirlo, penso che ci sia qualcos'altro che noi dovremmo analizzare da questo caso. La presenza di 2 cartoni può essere indicativa, ma potrebbe anche non esserla, perché in qualche modo potrebbe aver previsto di rimanere qualche giorno. Però vede, anche questo è un elemento oggettivo in termini criminologici. Perché? Perché se ha deciso di rimanere qualche giorno e quindi aveva deciso di prendere 2 cartoni, capisce che è un soggetto che pensava al futuro? È un soggetto che immaginava un futuro. Chi decide di suicidare? Soggetto che immaginare il futuro, ci sono tanti dubbi su questo, ufficialmente un gesto estremo, e ovviamente c'è un'indagine in corso, vedremo di darvi aggiornamenti sull'inchiesta quanto prima. E a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, cresce la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne, che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ragazzo era uscito alle 6:45 per prendere l'autobus che lo avrebbe dovuto portare all'Istituto Professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola. La mamma ha lanciato un appello sui social e presentato una denuncia ai Carabinieri. Le ricerche finora non hanno dato esito. L'ultimo avvistamento del ragazzino è avvenuto davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove ad alcune amiche ha detto che era diretto a Milano per raggiungere degli amici dei quali la famiglia non è a conoscenza, e proprio in una zona del capoluogo lombardo è stato infatti agganciato per l'ultima volta il suo cellulare. Speriamo appunto che dovrebbe trattarsi di un allontanamento volontario. Chi dovesse potersi mettere in contatto con questo ragazzo lo faccia al più presto, segnali la sua presenza se non dovesse essere in questo momento in Lombardia ma in Veneto. Adesso andiamo in diretta da Francesca Bozza e andiamo in diretta anche da Tommaso Migotta per la parte tecnica, perché la Marca trevigiana è senza pace, continuano i furti nelle abitazioni. A te Francesca.
È proprio così, buongiorno direttore. Non trova pace la Marca trevigiana dopo una sosta, ma siamo abituati ormai a sapere che succede così a ridosso delle festività natalizie, con poi un'impennata che si ripresenta un paio di settimane dopo appunto le festività, e così sta succedendo nella Marca, diversi comuni presi di mira. Noi in questo momento ci troviamo a Paese, nella frazione di Castagnole per l'esattezza, perché nei giorni scorsi proprio questo comune trevigiano è stato preso di mira con una serie di colpi, alcuni tentati, è il caso di via Medaglie d'Oro e via Ungarine, altri invece andati a segno, come in via Tobruk, dove con Tommaso ci troviamo in questo momento, e in via Calleselle. Sono colpi che sono andati a segno nelle ore all'imbrunire, che è il momento preferito dai ladri per entrare in azione, e come potete vedere anche dalle immagini di Tommaso, via Tobruk è una strada costeggiata dai binari della ferrovia, quindi una facile via di fuga per i ladri, considerando che poi dall'altra parte esattamente ci sono una serie di campi, quindi sappiamo essere le mete preferite per i malviventi, che possono in pochi minuti appunto fuggire anche se dovessero arrivare le forze dell'ordine, come spesso accade. Paese, ma poi anche a Treviso nel pomeriggio di ieri tra le 17 e le 18:15 malviventi hanno colpito in via Torcello, ai confini tra Treviso e Silea, in un'abitazione di una giovane coppia con 2 bimbi piccoli. Hanno approfittato proprio della rapida assenza dei padroni di casa per entrare. Hanno prima tentato di entrare forzando uno scuro del piano terra, ma era chiuso con dei ganci e quindi non ci sono riusciti. A quel punto si sono spostati nel terrazzo del primo piano, hanno rotto il vetro della porta finestra e qui sono entrati, e in 10-15 minuti hanno creato la devastazione, come siamo abituati a raccontare. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, salvandone alcune, perché ci dicono i proprietari probabilmente sono stati disturbati dal nostro arrivo imprevisto, e hanno lasciato una parte della casa intatta, in particolar modo la cucina. Hanno divelto i cassetti di un mobile del primo piano, hanno poi dalle camere della coppia e dei bimbi piccoli portato via alcuni orecchini che era il regalo dell'ultimo Natale della proprietaria da parte dei genitori, braccialetti, collanine del battesimo dei figli piccoli, hanno portato via addirittura un profumo da un bagno. Insomma, resta l'amarezza per appunto la devastazione causata dai ladri, ma anche per questi ricordi che sono spariti per sempre. Indagano i carabinieri. Certo è che ci raccontano che qui in via Tobruk l'interrogativo che serpeggia è quello di chiedersi quando tocca a me, perché quando si vede che ad essere colpiti sono i propri vicini di casa, ci si domanda quando succederà nella propria casa, e così ci si cerca di mettere di cercare di proteggersi per come si può, con ad esempio installando delle telecamere, come ci ha raccontato un signore, per sentirsi per quanto poco più sicuri. Poi sappiamo che i ladri non si fermano davvero davanti a niente e a nessuno. Da via Tobruk, da Castagnole di Paese, con Tommaso Migota al momento è tutto. Noi continuiamo la nostra camminata qui alla ricerca appunto di nuove testimonianze. La linea può tornare a te, direttore. Prima però vi vorrei far vedere il servizio realizzato ieri dal nostro Christian Arboit, con i furti messi a segno a Mareno di Piave l'altra sera, e c'è anche un giallo legato ad alcuni spari che sarebbero stati avvertiti proprio dai residenti tra i campi, spari che probabilmente sono stati sparati per questi colpi in aria per mettere in fuga i ladri. Vediamo questo servizio e poi ci sarà un'altra testimonianza sempre raccolta da Christian Arboit. E lì per lì sono rimasta un buon minuto ferma a fissare tutto quanto. Ho detto non è possibile che sono entrati, no, non sono entrati i ladri. All'inizio non ci stavo credendo, poi più fissavo la confusione, più notavo tutti i dettagli, tutto quanto aperto, rovesciato. È questo lo scenario che la giovane Gaia Fava si trova davanti non appena entra nella sua abitazione in aperta campagna in via San Pio X a Mareno di Piave. Non sono nemmeno le 7 di sera e c'è il sospetto che i ladri si siano dati alla fuga, lasciando il lavoro a metà, sentendo la donna arrivare e parcheggiare l'auto. Di certo hanno fatto irruzione dalla retro, prima sventrando la recinzione, poi salendo su questa tettoia e fare leva forse con un cacciavite sul balcone del bagno al primo piano. La traiettoria è cristallizzata da queste impronte. Alla fine a sparire è un orologio del fidanzato di Gaia. Sono corsa giù,
Ho preso dal mio mazzo di chiavi che ho la key dell'allarme e ho chiesto di chiamare le forze dell'ordine, che sono arrivate in breve tempo. Nell'abitazione vicina, in questo caseggiato, vivono anche i genitori della giovane. Il padre Antonio è tra i primi a mobilitarsi. Nell'attimo in cui era qua, la famiglia qua giù in fondo, che io conosco perché praticamente andavo a scuola assieme al proprietario, è partito l'allarme di casa. Avendo il numero di cellulare l'ho chiamato, gli ho detto: ascolta, ma... no, ho detto, è della casa di mio fratello, ma mio fratello è appena uscito per andare a mangiare con la famiglia. Io ho detto: Giuliano, vai fuori subito a vedere, perché sono passati da noi, se ti è scattato l'allarme sicuramente sono qua in zona, sono qui vicini. Da via San Pio X a via San Marco è questione di poche centinaia di metri. Qui la famiglia Oliana è uscita da un quarto d'ora per andare al cinema. Dopo siamo tornati a casa noi e abbiamo subito visto che questo balcone qua era, diciamo che era socchiuso, e non sono riusciti ad aprirlo subito perché c'era una sbarra di sicurezza che ha fatto sì che non entrassero. I ladri stavolta se ne vanno a mani vuote, la via di fuga è sempre tra i campi. Intanto arrivano i militari dell'Arma. Poco prima delle 8 si avvertono anche degli spari verso sud da una zona non ben identificata. E mentre si ragionava con i carabinieri, qua giù in fondo sono partiti dei colpi. Per l'esperienza che ho io, non erano colpi di fucile, erano colpi di pistola. Troppo ravvicinati, troppo uno dopo l'altro. Ma quindi qualcuno che voleva metterli in fuga? Sicuramente sì. Ipotizzo siano stati semplicemente degli spari d'avvertimento, o magari hanno visto delle figure sospette nel campo, magari chi lo sa, magari appunto essendo cacciatori in zona, ho detto dubito che si mettano a cacciare alle 8 di sera, quindi magari saranno stati, sì, credo, spari al massimo d'avvertimento, erano un po' troppo in rapida successione, però alzo le mani. Insomma, a Marino di Piave questi spari proprio in concomitanza con i colpi dei ladri. A Conegliano invece il malvivente, forse il malvivente solitario, è stato immortalato nei video, delle immagini di videosorveglianza, mentre tenta di, anzi ci riesce, di forzare alcuni mezzi parcheggiati, tra cui un furgoncino, e anche in questo caso chiaramente cresce l'inquietudine dei residenti. Sentiamo anche questa testimonianza raccolta da Cristian Arboit e poi la linea può tornare allo studio. Mezzanotte e un quarto mi scatta l'allarme di casa e del mezzo che avevo parcheggiato nel mio giardino privato. Visiono immediatamente le telecamere che ho a circuito chiuso dentro dal monitor, vedo che c'è una persona che mi sta scassinando il camper con la porta aperta. Giusto il tempo di capire cosa stesse accadendo nel suo cortile e Alberto Rossi esce di casa. Come reazione immediata il ladro scavalca la recinzione, sono attimi concitati, in corso c'è un vero e proprio raid. Nel mentre il mio vicino lo vedo che esce anche lui con una torcia, perché anche lui ha un'altra figura nel suo giardino che tenta di infrangere un vetro di una finestra di casa sua. Insomma, alla fine i soggetti sono almeno due. Ci siamo messi alla rincorsa di entrambe le figure. Nel mentre avevo già chiamato la polizia, che anche loro sono arrivati praticamente in 3 minuti, erano qui, però si sono dileguati. In un attimo non c'erano più. Dal camper di Rossi sparisce lo zainetto della figlioletta di 2 anni. Il danno di per sé è limitato, ma a fare riflettere e preoccupare è la modalità. Volto scoperto, addirittura mi ha guardato anche, c'è un'immagine nel video che lui guarda veramente la videocamera, cioè proprio la guarda e continua nella sua effrazione, nel furto che mi ha fatto, senza nessun tipo di ritegno. Si sentiva impunito? Sicuramente sì, perché secondo tutti sappiamo che comunque restano impuniti. Il soggetto ripreso sarebbe uno straniero, carnagione scura, sui 30 anni, in via Lourdes, non un caso isolato. Un paio di settimane fa una donna è stata aggredita sempre da una persona di colore proprio qui di fronte, dall'altra parte della strada. 2 donne sono state aggredite, un signore ha cercato di difenderle, anche lui è stato aggredito e sono finiti in ospedale. Ultimamente in questa zona si stanno creando parecchie problematiche, inerente anche un po' a questa paura che abbiamo noi anche a una costruzione che verrà fatta qua più avanti, che sarebbe una specie di dormitorio. Situazione tesa, nel quartiere c'è peraltro chi ha pensato di organizzare delle ronde. Ho parlato con alcune persone appunto qui del quartiere, ci sarebbe stata la possibilità di fare delle ronde notturne a livello di volontariato, però al momento le persone hanno timore.
hanno timore di trovarsi di fronte a delle figure che sanno che comunque possono reagire in determinati modi e non se la sentono. Ma vi rendete conto, sono mesi che lanciamo l'allarme, che raccontiamo di furti nelle abitazioni e speriamo che dall'incontro di Alberto Stefani, Presidente della Regione del Veneto, e il Sindaco Mario Conte con il Ministro Piantedosi possano derivare interventi precisi e importanti, perché è vero che le leggi sono inadeguate, che non c'è la certezza della pena, che vengono scarcerati pochi giorni dopo, e questo è il messaggio che è passato tra le bande dei predoni, no? Andiamo in Italia che tanto dopo qualche giorno siamo fuori se ci prendono, ma serve rinforzare le forze dell'ordine, ci vogliono più mezzi e più uomini ai carabinieri e alla polizia per controllare meglio il territorio, perché un carabiniere, un agente di polizia è comunque un deterrente se gira nelle zone in cui queste bande colpiscono maggiormente. Oggi in regia Francesca Pezzo, Simone Merlo, Edoardo Paris. Adesso andiamo in diretta, un altro collegamento in diretta con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio da Spinea per l'inchiesta sulla morte del giovane ucciso dal vigile urbano Riccardo Salvagno e da un suo complice. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Spinea, poco distante dall'abitazione del complice di Riccardo Salvagno, Andrea Vescovo, che vive qui con la madre e il compagno. Ebbene, è stato arrestato, lo sappiamo, mercoledì. Ieri c'è stato l'interrogatorio davanti a PM e giudice, ma in realtà si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Intanto però sono emersi altri dettagli, continuano ad emergere altri dettagli su questo omicidio, l'omicidio della barman 25enne Sergio Tarna, ovvero il 4 gennaio, la mattina del 4 gennaio, Riccardo Salvagno, mentre era in Spagna, perché sappiamo che dopo l'omicidio è fuggito in Spagna, salvo poi rientrare autonomamente nel giro di qualche giorno, aveva appunto scritto dei messaggi a questo amico che poi appunto si è rivelato il complice. Si legge comunque: scusami per tutto, non so che fine farò, per Miti sarà sempre un fradeo, ho sbagliato tutto. I due in realtà sono amici da poco, dal 2022 circa, ma sul motivo del coinvolgimento di questo 38enne nell'omicidio di Tarna, la stessa GIP che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare scrive che in realtà non se ne comprende, almeno al momento, la ragione, se non una violenza fine a se stessa. Si legge una spinta a uccidere del tutto immotivata nella totale svalutazione della vita umana. Tra l'altro nell'interrogatorio di Salvagno emerge anche un altro elemento, ovvero l'aver scaricato le responsabilità proprio nei confronti del 38enne Vescovo. Il vigile agli inquirenti infatti detto che quella notte era proprio l'amico a tenere l'arma, mentre lui invece era al volante dell'auto. Dunque la domanda, tra ancora vari punti da chiarire, ma una delle domande principali è a questo punto proprio chi abbia sparato effettivamente la notte del 30 dicembre scorso a Sergio Tarna. Nel frattempo anche la mamma del complice di Andrea Vescovo ha rilasciato alcune dichiarazioni: ci dispiace molto per Sergio e la sua famiglia, anche noi siamo distrutti, Andrea è un ragazzo fragile, forse troppo, forse si è fatto influenzare ma è incapace di uccidere. Ecco, secondo quanto appunto dichiarato dalla mamma, emerge questa fragilità di Andrea che lo accompagna da quando è adolescente, prima con la perdita del padre e poi qualche anno fa con la perdita del fratello, tanto che era anche seguito dal centro di salute mentale, lo seguiva uno psicologo proprio per questa sua fragilità, probabilmente anche determinata dai lutti che ha subito in famiglia. Dunque questi dettagli che sono emersi finora, ora sarà una battaglia anche all'ultimo sangue tra i legali dei due per
per capire soprattutto chi effettivamente quella notte abbia sparato a Sergiu Tarna. Ieri si sono svolti i funerali con rito ortodosso nella chiesa di Zelarino. Vediamo il servizio. Io qui da Spinea restituisco la linea allo studio. Nella chiesa ortodossa di Zelarino si è riunita tutta la comunità romena per dare l'ultimo saluto a Sergiu Tarna, 25enne, freddato con un colpo di pistola alla tempia da Riccardo Salvagno, vigile urbano, ora in carcere a Verona. In centinaia la funzione celebrata in lingua rumena con rito ortodosso, straziante il dolore della madre Anastasia, che a più riprese, tra le lacrime, ha chiesto giustizia per il figlio. Una cerimonia durata circa 2 ore, l'omelia di padre Avram che ha chiesto il perdono dei peccati ed espresso vicinanza alla famiglia colpita dal grave lutto. A sorreggere la madre, i fratelli di Tarna e i familiari tutti. Ognuno, come vuole la tradizione ortodossa, ha portato un dono e una candela accesa per segnare il cammino e accompagnare l'anima di Sergiu nell'aldilà. Troppo il dolore per una morte che non trova spiegazione. Mio caro, mio povero, che cosa ti hanno fatto? Per la vera giustizia che quelli li dovranno marcire in prigione, noi in libertà in prigione per tutta la sua vita. Siamo a casa nostra, Sergiu non nasce. Servizio di Edi Kaliman. Andiamo adesso a vedere cosa è successo ieri a Vigo di Cadore, dove una persona senza alcun motivo apparente si è messa a sparare nel giardino di casa. Vediamo. Vigo di Cadore blindato, i momenti di panico tra gli abitanti per colpa di uno scriteriato che si è messo a sparare in aria con la sua pistola. Il 60enne cadorino, dopo aver fatto fuoco in giardino nella sua casa di via Borgonuovo, si era rinchiuso in casa all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri, ma non rischierebbe nemmeno l'arresto. L'emergenza era scattata nel tardo pomeriggio e si è conclusa verso le 20. C'è stato qualche attimo di tensione perché effettivamente non si capiva cosa stava succedendo, quindi ovviamente le persone erano anche un po' allarmate. Di fatto le forze dell'ordine avevano comunque già da subito messo in sicurezza tutta la zona. Teniamo conto che essendo un paese piccolo poi di fatto la diffusione della notizia c'era e quindi anche capendo effettivamente chi erano le persone coinvolte c'è stata una grande tranquillità in paese, nel senso che comunque stiamo parlando di una persona molto conosciuta e che non rappresenta un pericolo per le altre persone, quindi direi che è un episodio sporadico che effettivamente ha allarmato tutti, però che già ieri sera, ma sicuramente oggi, possiamo anche archiviare con molta tranquillità. Ora dovranno essere esaminate le ragioni delle condizioni alterate dell'uomo, forse dovute ad abuso di alcol. I carabinieri della compagnia provinciale di Belluno e del reparto operativo prima hanno blindato il paese facendo chiudere i locali e dicendo a tutti di rimanere in casa fino a nuovo ordine. Poi hanno portato a termine l'operazione senza nessun ferito e convincendo l'uomo a più miti consigli. Il 60enne alla fine si è consegnato ed è stato accompagnato in caserma. Dopo lo spavento potrebbe essere che l'unico reato che gli verrà contestato sia quello del procurato allarme. Servizio di Fabio Fioravanti con l'intervista a Silvia Calligaro, che è sindaca di Vigo e anche neoeletta in Consiglio regionale con Fratelli d'Italia. Restiamo nel bellunese perché caccia ai malviventi che hanno assaltato la gioielleria Salvati in Corso Italia nel pieno centro di Cortina d'Ampezzo e in pieno giorno. Le indagini sono serrate mentre nella cittadina che tra 21 giorni ospiterà le Olimpiadi invernali serpeggia, c'è molta preoccupazione. Un colpo da professionisti preparato nei minimi dettagli, apparentemente perché i 2 malviventi che in una tranquilla mattina di gennaio hanno messo a segno la rapina alla gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia a Cortina
Qualche errore l'avrebbero commesso ed è su quello che gli investigatori, arrivati qualche minuto dopo l'allarme lanciato dall'addetta alle vendite del lussuoso negozio di preziosi, stanno lavorando senza sosta. Al setaccio le immagini del circuito interno del negozio e quelle impresse dalle telecamere di videosorveglianza esterna, il sistema nuovissimo installato da Leonardo per le Olimpiadi non ancora collaudato. Qualche frame sarebbe stato estrapolato e i tecnici della scientifica di Carabinieri e Polizia lo stanno esaminando minuziosamente, così come scrupolosa è l'analisi delle tracce di sangue repertate all'interno dell'auto servita ai malviventi per allontanarsi dal centro e che poi è stata ritrovata in una zona defilata a circa 1 chilometro di distanza. L'auto, rimasta in sosta per una manciata di minuti nelle vicinanze della pasticceria Lovat, è servita per la fuga e ancora non si sa se la presunta presenza di un complice sia già stata ripresa in centro o, come potrebbe essere più probabile, il terzo malvivente abbia aspettato la coppia fuori cortina per agevolare il cambio della vettura. Quel che emerge è che sulla vettura risultata rubata nell'est Europa è stata apposta una targa trafugata in Italia. Gli inquirenti hanno già sentito la commessa del negozio, comprensibilmente sotto shock. La donna è stata minacciata con una pistola dai 2 rapinatori che sono riusciti ad entrare nel negozio fingendosi normali clienti. All'evidenza di quanto stava accadendo, l'addetta ha assistito alla razzia dei preziosi in preda al terrore. Il bottino non è stato ufficialmente quantificato, ma è ingente. Servizio di Tiziana Bolognani. E l'inquinamento da PFAS e la bonifica della Miteni di Trissino, ne abbiamo parlato questa mattina a Sveglia Veneti con Mirella Tuzzato, era ospite anche una delle tante mamme PFAS. La prossima settimana sarà presentato il piano per la messa in sicurezza di questo impianto. Sul posto per noi ci sono Daniele Garbin e Simone Squarcina. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Hai già anticipato il tema, proprio alle mie spalle, proprio questo era l'ingresso della Miteni, l'ex Miteni, l'azienda considerata la principale fonte di inquinamento, del più grande inquinamento d'Europa per quanto riguarda questi PFAS, questi fluorurati che hanno contaminato le acque e poi stabilendo una zona rossa coinvolgendo oltre 300 persone. Dal punto di vista giudiziario ricordiamo c'era stata la sentenza della Corte d'Assise che ha condannato 11 manager oltre 140 anni di carcere e ovviamente dal punto di vista giudiziario poi l'iter prosegue, è stato già fatto un ricorso d'appello, quindi seguiremo poi quello che succederà. Quello che invece ancora non è stato fatto è proprio quello che dicevi, la messa in sicurezza, perché la Miteni, il sito, questo qui alle nostre spalle, continua ad inquinare soprattutto nei momenti di grande afflusso d'acqua perché la barriera idraulica non funziona, o diciamo funziona ma tracima e quindi continua comunque a esserci una dispersione di PFAS nell'ambiente. È un piano molto complesso che è stato anche concordato con Regione, Provincia e il Comune. Di questo poi, appunto, come annunciato, sarà presentato la prossima settimana, ma vediamo nel servizio i dettagli di quello che sarà poi il piano. La prossima settimana sarà presentato il piano per la messa in sicurezza dell'ex sito chimico industriale Miteni di Trissino, al centro di uno dei più gravi inquinamenti da PFAS mai registrato in Europa. È responsabile del coinvolgimento di oltre 300.000 persone nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Il documento è stato elaborato da Manifatture Lane Marzotto, Mitsubishi, Eni Rewind e ICIG, che a vario titolo hanno contribuito a inquinare producendo PFAS. La sentenza della Corte d'Assise di Vicenza l'ha stabilito condannando i manager di Mitsubishi e ICIG. Il piano era già stato discusso in una conferenza dei servizi che ha coinvolto Comune di Trissino, Provincia di Vicenza, Regione Veneto e i principali enti tecnici dello Stato, dall'ARPAV all'Istituto Superiore di Sanità. Obiettivo: riportare l'area a condizioni di sicurezza ambientale e tutelare le falde, dopo decenni di contaminazione che hanno colpito l'acqua potabile. Un passaggio decisivo arriva anche dall'Europa. Sono entrati in vigore nuovi limiti sui PFAS nelle acque destinate al consumo umano, ma l'Italia ha prorogato di 6 mesi l'adozione. Il piano di bonifica sarà valutato dagli enti pubblici. Un passaggio chiave dopo che lo studio del professor Annibale Biggeri, ordinario di statistica medica a Padova, ha messo in rilievo numeri che parlano da soli. Nel nostro studio noi abbiamo quantificato globalmente il numero più facile a ricordarlo sul totale delle morti, sono circa
4.000 morti in eccesso che non avrebbero dovuto verificarsi. Ma l'inquinamento da PFAS non riguarda solamente l'area vicentina, ma questa gran parte del Veneto, ma le fonti non sono solo miteni, sono anche state generate da altre cause, soprattutto recentemente attraverso i pozzi, l'acqua di falda, di ricarica degli acquedotti, sono proprio apparse tracce inquietanti di cui va anche accertato l'origine. Alcune erano scoperte poi il caso delle fanghi della pedemontana che erano stati poi conferiti nelle zone di ricarica, soprattutto nelle zone di Montecchio Precalcino, Villaverla, che hanno poi inquietato tutti i comuni del Padovano e del Veneziano, che ricordiamo inizio settimana hanno scritto una lettera al Presidente della Regione Stefani proprio per sollecitare un incontro e la messa in sicurezza di quelle zone. Non solo quindi miteni, ma anche questi controlli per questa ricarica di falda. Noi abbiamo seguito il comune di Dueville. Il sindaco dice che è il comune unico in Veneto con oltre 10.000 abitanti che non ha il servizio di acquedotto, e va sicuramente monitorata lo stato dell'acqua nei pozzi privati. Ecco, a voi servizio, e con questo restituisco la linea. È l'unico comune in Veneto con oltre 10.000 abitanti a non avere l'acquedotto. E vista l'attenzione crescente al tema dell'acqua a seguito delle notizie dei mesi scorsi sulla presenza in alcune aree dell'Alto Vicentino di siti di deposito di materiali di scavo della pedemontana potenzialmente interessati dalla contaminazione da PFBA, il sindaco di Dueville scrive al presidente della regione. Siamo nel 2025, è impensabile ormai che un comune come Dueville di 14.000 abitanti, sopra praticamente la soglia di 10.000, è l'unico comune in Veneto senza acquedotto. È vero che da qui diparte l'acquedotto di Padova, ma noi che preleviamo tutto il paese, sono 4.000 pozzi, l'acqua, dobbiamo avere anche noi la certezza che in qualsiasi momento beviamo acqua buona. Per cui andrò a chiedere al Presidente Stefani, abbiamo già avuto dei contatti con i vari gestori, Via Acqua, Acegas Padova, che preleva l'acqua da qui, per avere un contributo significativo per la realizzazione dell'acquedotto. Non è più procrastinabile. Sono oltre 4.000 i pozzi a Dueville da monitorare. Proprio di recente abbiamo siglato una convenzione con il gestore idrico, che è Via Acqua, nella quale è previsto che 50 famiglie possono nell'arco dell'anno del 2026 avere un'analisi di quelli che sono tutti i componenti possibilmente inquinanti delle falde. Diciamo che questa convenzione proroga delle convenzioni precedenti che c'erano, che però avevano meno elementi. Adesso abbiamo inserito il valore dei FAS e questo è molto, lo devo dire, incide molto nel costo. Col discorso dei FAS della zona appunto dell'Ovest, Malo, Marano, della Pedemontana Veneta appunto, abbiamo fatto una richiesta intanto all'US8 di fare un sondaggio su tutti quanti quelli che sono i pozzi dei fabbricati del comune, che sono palestre, il municipio, le scuole, e fortunatamente, lo voglio dire, tutti i parametri sono perfettamente nella norma, per cui tranquillità ai cittadini che i parametri sono nella norma. Questa convenzione va effettivamente a mettere sotto tutela, sotto controllo le famiglie che vogliono essere certe che l'acqua bevono è un'acqua potabile e possono bere in tranquillità. E chiudiamo questa pagina sui PFAS con il quartiere di San Michele a Bassano del Grappa, che aspetta i risultati delle analisi delle acque, ma il municipio tutto tace e la pazienza dei cittadini è arrivata al limite. Sentiamo Ferdinando Garavello. C'era grande attesa a novembre per la pubblicazione dei dati relativi alla presenza di PFAS nelle acque superficiali a San Michele. Novembre è passato e assieme a dicembre si è portato appresso il 2025 e nessuno ha mantenuto la promessa di far sapere al quartiere quale sia la situazione legata alle sostanze perfluoroalchiliche. Gennaio poi è già a metà strada e dagli uffici comunali non è arrivato uno straccio di comunicazione. A denunciare questo silenzio è il presidente del quartiere, che come ultime informazioni ha l'affidamento delle analisi a uno studio specializzato.
L'azienda ha fatto quello che doveva fare, ha fatto queste indagini qualche mese dopo e appunto i risultati dovevano essere resi noti a dicembre. Il Consiglio di quartiere già a dicembre ha contattato gli uffici preposti, ma non c'erano ancora notizie in merito. Nel frattempo ARPAV ha proceduto a fare i controlli periodici che ha di routine da fare sempre in quel tubo e l'idea magari che ci siamo fatti noi è che si aspettino i risultati sia di ARPAV che dell'azienda incaricata per incrociare appunto i dati. La pazienza della gente è finita e con il moltiplicarsi di notizie legate ai PFAS nel Bassanese e nel Vicentino in generale, il livello di guardia si è decisamente alzato. Quello che sempre il Consiglio di quartiere ha fatto notare e che vuole assolutamente è che il problema venga risolto e che venga risolto quanto prima, nel senso che se pur limitato deve comunque arrivare a un termine e ad una risoluzione. Il timore è che San Michele possa essere la fonte di un inquinamento ben più diffuso e pesante di quanto non si pensi. Torniamo indietro di diverse decine d'anni, negli anni 70-80 si faceva di tutto e di più, che sicuramente qualcosa di non bello ci potrebbe anche essere. Sul giornale di Vicenza l'addio al sorriso di Gabri. Colpito da una malattia rara, aveva 35 anni ed era affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne. Appassionato di musica e tifoso della Ferrari, si era laureato in bioinformatica e nonostante le difficoltà amava la vita. Mi regala tante cose belle, diceva. Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 18 gennaio Attilio Frare, residente a Guia di Valdobbiadene, deceduto mercoledì a seguito dello scoppio di un ordigno bellico di produzione austro-ungarica, un proiettile da mortaio. Il funerale si svolge nella chiesa parrocchiale di Guia, dove sarà recitato il Santo Rosario. Dopo le esequie si proseguirà con il rito della cremazione. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene che verranno devolute all'asilo di Guia. Nel frattempo è terminata l'ispezione del ricovero attrezzi di Attilio Frare. Gli artificieri non hanno rinvenuto altri ordigni attivi. Le decine di proiettili di vario calibro presenti all'interno della struttura sono infatti risultate tutte già disinnescate. I militari hanno inoltre controllato una seconda stanza indicata ai carabinieri della Compagnia dell'Uomo. Anche in questo caso l'ispezione ha dato un esito negativo. All'interno non sono stati trovati proiettili né altri ordigni bellici. Domani a Sant'Angelo di Piove di Sacco i funerali di Azzurra Breda, la 12enne morta il 31 dicembre per una polmonite fulminante. Intanto è stata eseguita l'autopsia. Dopo la denuncia dei genitori è partita l'inchiesta giudiziaria che vede indagate 3 dottoresse. 90 giorni di tempo, come da prassi, per depositare i risultati completi dell'autopsia eseguita sul corpicino di Azzurra Breda. 12 anni, la piccola è morta il 31 dicembre scorso in un letto della terapia intensiva pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, dove era arrivata per la seconda volta in pochi giorni, accompagnata dal padre per i gravi sintomi causati da una sindrome influenzale. Una morte che ha gettato nello sconforto una famiglia e tutta la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco e su cui i genitori hanno chiesto di far piena luce presentando una denuncia ai carabinieri. Da qui il fascicolo aperto dalla Procura di Padova che vede indagate 3 dottoresse con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo. Si tratta della pediatra di famiglia, di una specializzanda di 33 anni e di una pediatra strutturata dell'azienda ospedaliera presenti all'esame autoptico attraverso consulenti di parte nominati anche dalla famiglia di Azzurra accanto ai 2 medici incaricati dalla Procura. La domanda a cui gli esperti dovranno rispondere è quale patologia possa avere causato una morte così rapida. Tutti nella famiglia di Azzurra avevano avuto l'influenza a fine anno, i genitori e anche la sorellina più piccola. Il 29 dicembre, dopo un consulto telefonico con la pediatra, il papà e Azzurra si rivolgono al pronto soccorso. La 12enne viene visitata e dimessa. Il 30 dicembre, dopo un altro consulto telefonico con la pediatra, Azzurra torna al pronto soccorso e viene ricoverata e poco dopo trasferita in terapia intensiva, dove muore la mattina del giorno dopo. Eseguita l'autopsia, si attende adesso la restituzione del corpo alla famiglia.
Servizio di Chiara Gaiani, gli incidenti stradali, il mortale a Salettuol di Maserata, ci sarà una perizia cinematica a chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita Severino Bellan di Porto Tolle. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico della 69enne di San Paolo di Piave che avrebbe provocato il tragico incidente stradale lungo via Piave. La donna, alla guida di una Panda, avrebbe invaso, per motivi ancora da accertare, forse un malore, la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo l'autobotte carica di vino. Il mezzo pesante, nel tentativo di evitarla, avrebbe sterzato prima a destra, poi a sinistra, finendo rovesciato sopra un doblò che stava transitando. Il bilancio tragico. A morire l'autista del furgoncino, il 70enne Rodigino Severino Bellan, vedovo e molto noto a Porto Tolle come commerciante di frutta e verdura. Da poco era andato in pensione. La 69enne, rimasta ferita nell'urto, si trova ricoverata all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono considerate gravi ma non in pericolo di vita. Appena possibile sarà ascoltata dagli inquirenti. Intanto il sostituto procuratore Stefania Cecchin ha disposto che sull'incidente avvenuto a Salettuol, frazione di Maserata, venga svolta una consulenza che prenda in considerazione tutti i mezzi coinvolti nel sinistro, dalla posizione in cui si sono fermati alla velocità. Una perizia cinematica che possa chiarire l'esatta dinamica di questa tragedia, l'ennesima sulle strade della Marca. Probabile l'iscrizione nel registro degli indagati anche del conducente marchigiano 58enne del camion. L'iscrizione sarà ovviamente fatta a garanzia dell'uomo, che così avrà la possibilità di nominare un proprio consulente in sede di esame tecnico. Il boato della cisterna che si è rovesciata sulla strada schiacciando il furgone è stata talmente forte da far esplodere i vetri dei finestrini di una Ford bianco bloccata a pochi metri dalla tragedia. Sotto shock gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare i soccorsi. Qualcuno ha assistito la donna a bordo della Panda, altri hanno cercato di aiutare il camionista. Solo successivamente si sono accorti che sotto il grosso mezzo era rimasto schiacciato il furgoncino di Bellan. E in Friuli Venezia Giulia un altro gravissimo incidente con un 17enne in gravi condizioni. Andiamo da Federico De Ros. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Purtroppo ci troviamo a documentare l'ennesimo incidente stradale. Siamo a Fontanafredda, più precisamente lungo la strada provinciale 64 in via Antonini. Un 125 si è andato a schiantare violentemente contro una Opel. Alla guida della moto un 17enne che è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Dalle prime informazioni che abbiamo raccolto sul posto non è fortunatamente in pericolo di vita. Ha riportato una serie di fratture alle gambe, alle braccia e a un polso, dove nei prossimi minuti sarà operato effettivamente d'urgenza. Sul posto gli operatori sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. C'è anche la polizia locale di Fontanafredda per tutti i rilievi del caso. Da una primissima ricostruzione si tratterebbe proprio di una mancata precedenza dell'Opel, che uscendo proprio dal distributore non avrebbe visto la moto con in sella proprio questo ragazzo di 17 anni. Si sarebbe andata a schiantare proprio contro alla macchina. Adesso ci sono anche i soccorritori che stanno effettivamente raccogliendo i detriti e i pezzi della carreggiata. Lo sbalzo è stato importante perché è stato proiettato, diciamo, in avanti, però fortunatamente non ha mai perso conoscenza e quindi adesso è stato elitrasportato, come l'abbiamo detto, in ospedale a Udine. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera al telegiornale regionale. Per il momento da Fontanafredda è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Ros della nostra redazione di Udine e Pordenone. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, torniamo subito.
già a casa del nonno, eh? Quanti ricordi? E adesso? Ognuno torna alla sua vita. Ho capito. Ripartiamo. Se vuole le do un passaggio. Davvero? Sì. Mi, con sconosciuto non monterò mai. Fratello, ma dove sei? Un toro scatenato. Soldati, al calare delle tenebre si va all'assalto. Fra dei Corona. No, siamo mia gaina che veniamo in viaggio con te. Un leone con le gambe, un leone con le ali. Quasi la risposta giusta. Nessuna. Una buona giornata 2, la nuova stagione. Ogni venerdì alle 20:10 su Antenna 3 andranno in onda le nuove puntate. Non mancate! Una buona giornata con i Fra dei Corona, non perdetevi la prima puntata della seconda serie di un programma fortunatissimo, una chiamiamola fiction fortunatissima, prodotta da Media Nord-Est con i due protagonisti che sono Davide Stefanato e Igor Barbazza. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, benvenuti. Fra dei Corona, uno è scemo e l'altro mona. Sì, è un famoso detto veneto, Fra dei Corona, uno scemo e l'altro mona. E non so perché ci sembrava molto adatto a noi due, non so per quale motivo, però così. Non ci chiedere chi dei due è chi, perché alla fine... Però. Comunque, diciamo, come siete, tu sei? Io sono Pietro. Io faccio Zeno, il ruolo di Zeno, è il fratello quello che ha girato il mondo, quindi quello che apparentemente sembrerebbe un po' più evoluto, invece Pietro è il fratello... Molto genuino, molto genuino, più casereccio, quindi insomma, e quindi questa cosa qua, questa differenza crea un sacco di situazioni gag molto divertenti. Ecco, è davvero, diciamo, è giusto dire divertente perché tante risate, tecnicamente un programma di altissima qualità e siete sempre alla ricerca dell'eredità. No? Assolutamente, cominciamo nella prima serie. Il nonno ci lascia in eredità questo pulmino, il Bulli degli anni 70. All'interno di questo pulmino troviamo l'indizio per andare alla ricerca di questa eredità attraverso il Veneto. E alla fine della prima serie, a quanto pare, l'eredità sembra non ci sia, o quantomeno l'eredità è solo che i due fratelli finalmente tornino a essere uniti come famiglia, ma nella seconda serie succede invece che l'eredità esiste ed è qualcosa di estremamente corposo e quindi i due ripartono alla ricerca. Certo, quindi rimane la sorpresa, insomma, non sappiamo quale sarà l'eredità. No, come tutte le fiction, le serie TV che si rispettino, ovviamente il finale è sempre atteso, ma allo stesso tempo aperto ad una nuova stagione, perché l'ambizione è quella che questa serie TV possa diventare di lunga serialità. Tieni conto, Luigi, che all'interno di questo prodotto lavorano fior di professionisti, regia di Yuri Storasi, abbiamo Massimo Bassan che cura la colonna sonora, abbiamo i Dostoevsky che hanno creato la simpatica sigla dei Fra dei Corona, c'è Chiara Caldato che è una nostra corsista, mi piace dire, che si è prestata e sta svolgendo in maniera molto egregia il lavoro di organizzazione generale, che non è un ruolo assolutamente facile, quindi questo per dirti che all'interno di questa serie TV ci sono maestranze, quindi professionisti, ci sono ragazzi che stanno imparando a fare un mestiere e abbiamo anche dei nostri corsisti che dalla nostra accademia, con le dovute proporzioni di recitazioni, vengono a cimentarsi nei diversi ruoli e infatti in questa serie, come nella precedente, abbiamo un'attrice che ha fatto un percorso di lavoro con noi che sta facendo un percorso di lavoro da noi da circa 2 anni e quindi abbiamo ritenuto che fosse il momento di poterle dare lo spazio che merita perché è veramente molto molto brava. Ecco, quindi una grande occasione, un'opportunità per coloro che vogliono fare cinema, teatro qui e televisione qui in Veneto. Davide, poi oltretutto voi fate un lungo viaggio attraverso questa regione, mostrandone anche le bellezze, le suggestioni, no? Dove girerete in particolare in questo? Allora, il punto fondamentale dal quale è nata la nostra idea è proprio far vedere un territorio bellissimo che è quello del Veneto. Abbiamo dei posti fantastici e volevamo abbinare queste location uniche ad una trama
ad una fiction, ad una storia che potesse in qualche modo far innamorare tutti i veneti sia dei posti sia della vicenda. Quest'anno dove andremo? Andremo dalle parti di Susegana, Serravalle, faremo la parte della collina che è sempre meravigliosa, termineremo a Chioggia, quindi anche noi terminiamo sempre al mare, e avremo una puntata molto toccante e molto profonda ad Asiago, quindi sarà una puntata dedicata a un posto unico con un valore simbolico molto forte. Poi vabbè, passeremo per Serravalle, andremo ad Asolo, insomma andremo un po' in giro, quindi seguiteci e vedrete dei posti veramente unici. Sì, tieni conto che in ogni stagione rendiamo omaggio a un luogo sacro. Lo abbiamo fatto l'anno scorso con la diga del Vajont, quest'anno con Asiago appunto ci sarà un'immagine molto bella, c'è questo amico del nonno che racconta, un attore importante che è Marco Zannoni, un attore di teatro, cinema, fiction, con questa voce molto profonda, e lui è amico appunto del nonno, ma coglie l'occasione per portarci in questa panchina meravigliosa dove domini praticamente tutta la vallata, domini tutta Asiago, e lì ci racconta un episodio della Grande Guerra, quindi è un momento molto toccante. Mi permetto di anticipare che sono 6-7 minuti di monologo, però volano. C'è questa voce profonda, io e Davide che lo ascoltiamo, c'è Zeno e Pietro che ascoltano questo signore intervallato con delle immagini, delle trincee, una cosa bellissima, ci ha emozionato tantissimo sia in fase di scrittura e poi realizzata, e una volta vista diciamo che ha toccato le corde giuste, è meravigliosa. Ecco, voi da tanti anni con Restera Produzioni siete in attività, però avete anche una storia come attori e registi su altre emittenti. Entrambi avete partecipato a delle fiction televisive importanti sulle reti nazionali. Che differenza c'è? Nel senso che qui voi siete indipendenti, decidete tutto, siete i protagonisti. Recitare in fiction come quelle in cui abbiamo visto sia Davide Stefanato che Igor Barbazza, che cosa comporta, che differenza c'è? Guarda, comincio io che ne ho fatte molte meno rispetto a Igor, e devo dire che fare il produttore, lo sceneggiatore, l'attore è complicatissimo, nel senso che devi unire tutte queste cose all'interno delle giornate che diventano estremamente pregne, diventano dense, diventano giornate faticose e contemporaneamente bellissime, perché ti devi occupare di tutto, alle volte è difficile, alle volte può sfuggire qualcosa, devi attorniarti di persone che hanno la capacità di seguire la tua idea, la tua direzione, ed è estremamente stimolante, a livello proprio di soddisfazione personale è incredibile. Quando reciti all'interno di una fiction devi fare un singolo lavoro, devi fare l'attore, devi concentrarti sulla tua parte, quindi da un certo punto di vista è complicato, ma ti puoi permettere di essere concentrato su una singola cosa. Qua invece devi essere concentrato un po' su tutto, quindi è molto faticoso ma anche molto bello. Igor? Ha detto cose giustissime che sottoscrivo, è molto più stressante produrre, ideare, mettere in scena, cercare finanziamenti, quindi e tra l'altro essendo una piccola produzione, ci piace anche dirlo onestamente, il nostro mestiere non è limitato alla produzione fino a se stessa e viene scritta, ideata e messa in scena da altri, no, facciamo tutto noi. Però devo dire che è bello, perché se un giorno questa serie dovesse prendere piede come ci auguriamo, comunque è un prodotto che abbiamo, passami il termine, partorito noi, quindi noi lo conosciamo proprio anche dalle piccole sfumature fino alle macro cose. È difficile? Sì. Mio padre dice sempre una cosa: se fosse facile lo faria tutti. Ed è vero. Ci siamo imbarcati in questa situazione qua che, per quanto sia comunque difficoltosa, è molto emozionante, è molto bella, tocca il cuore. Io sono sincero, e lui ogni tanto ride confermando, sono ossessionato da Una buona giornata, perché secondo me è il prodotto veneto per i veneti ed è un momento tutto nostro. Cioè quel pulmino è come se caricasse simbolicamente tutti i veneti e andassimo in giro per le bellezze del territorio. Mentre parlo ho i brividi, forse è una sensazione che provo solo io, ma è così. Speriamo che qualcuno ci segua, che in qualche modo lo provino anche loro. No, ecco, che riscontri avete, anche perché in effetti io credo che sia comprensibile l'orgoglio di due attori, produttori veneti che, per quanto ci riguarda, è la prima volta, cioè questa è una produzione vostra con Media Nord-Est che rappresenta anche per noi un primo passo verso anche altri traguardi, altre produzioni, no? Che riscontri avete avuto nella prima serie? Allora guarda Luigi, io sarò assolutamente sincero, i riscontri sono ottimi, ma è bellissimo quando magari cammini per la strada
e incontri delle persone, magari delle signore che hanno visto la nostra fiction, e quando ci vedono dicono ma accidenti, ma quello è Igor Barbazza e poi spostano sguardo verso di me e c'è anche Coso, quindi adesso vorrei cambiare il mio nome all'anagrafe in Coso Stefanato, se si potesse, perché è molto più facile per me. Senti Igor, voi siete grandi amici da tanto tempo, ma ogni tanto avrete qualche discussione sul set, no? Perché ci racconti magari qualche problema che avete avuto, qualche aneddoto? Cosa è? Ma è come in tutte le coppie, anche noi abbiamo i nostri momenti in cui discutiamo, però dunque ci conosciamo da 40 anni, dai tempi, ho perso il microfono, farò così, via, si sente? Prova, 1, 2, 3, benissimo. Ci conosciamo da tantissimi anni, è stato bello rivedersi, visto che la carriera artistica ci ha completamente divisi. Io ho vissuto molto in giro per l'Italia, Davide invece è stato veramente bravo a costruire qualcosa di veramente importante nel nostro territorio veneto, ed è stato bello rivedersi con una vera e propria unità di intenti, cioè era quello di portare cultura nel nostro territorio. Abbiamo fame di questo. E l'idea di far nascere una serie TV, come hai detto te, che è una produzione tutta nostra, nostrana, no? Ci piace dire, per noi è motivo appunto di grande soddisfazione, proprio perché io e lui siamo tornati comunque a collaborare assieme, a fare qualcosa assieme. E gli screzi ogni tanto ci sono, però penso, mi auguro, di avere entrambi quell'intelligenza per cui sappiamo fin dove ci si può spingere per poi fare marcia indietro. Diciamo che sono 6 anni che collaboriamo e in 6 anni non ci siamo mai chiusi la porta in faccia o siamo stati 2 giorni senza sentirsi, anzi ci sentiamo tantissimo. E una cosa buffa che ti racconto è che se io e Davide ci stacchiamo alle 17, io alle 17 e pochi secondi ricevo la telefonata di Davide, ma lo so già. E se ci fosse qui la mia compagna, gli dico: signori, adesso io sono salito in macchina, contate fino al 30 e Stefanato mi chiama. 30, senti, volevo dirti, non stavo pensando in merito a quello che ci siamo detti. Abbiamo sempre trovato una soluzione, devo dire che auguro a tutti, faccio una dichiarazione d'amore, auguro a tutti di poter trovare un compagno lavorativo come Davide, perché è una persona sicuramente di cultura, un ragazzo molto intelligente, e credo che la coppia funzioni bene proprio perché abbiamo delle qualità che si intersecano pur essendo diverse. Allora, io sono del parere, e concludo questa cosa dicendo che a mio avviso è fondamentale anche il contrasto, anche lo scontro, anche l'avere pareri opposti, perché lavoriamo in un ambito artistico, quindi secondo me dal contrasto nasce la creatività. Se avessimo tutte e due le stesse idee, tutto va bene, dopo un po' non nasce più niente. Quindi è vero, quando succedono in quel momento non fa piacere, ma di lì a poco un'idea di uno, un'idea dell'altro dà vita alle cose che stiamo facendo, che ci danno grande soddisfazione. Un'ultima cosa, anche le vostre compagne fanno parte del vostro mondo, insegnano recitazione. Che rapporto si instaura? No? Perché a volte si dice, quando marito e moglie fanno lo stesso mestiere, poi situazioni che possono complicarsi, perché c'è magari rivalità. No, ma che discorsi, nel senso che è vero, facciamo lo stesso mestiere, può succedere questo, però io per appianare questa cosa faccio in modo di averle costruito in casa una stanza per conto suo, quindi facciamo in modo non ci vediamo. Laura Feltrin e Linda Conlini sono 2 grandissime professioniste e facciamo da sempre lo stesso mestiere, quindi in qualche modo, sai, un segreto è quello alle volte di lasciare fuori dalla porta i problemi lavorativi, alle volte invece è proprio confidarsi, perché magari hai un occhio esterno che può aiutarti. Quindi siamo molto complici, ognuno con la propria compagna, anche in ambito lavorativo sicuramente. Igor, poi vi devo salutare, quando si va a girare nei paesi, quando arrivano, parlo soprattutto diciamo di grandi set con tanta gente, ma a volte c'è anche qualche disagio per la popolazione. Voi come siete stati accolti? Cioè quando girate nei paesi del Veneto, come... Ma devo dire che c'è stata grande apertura. C'è all'inizio un po' di diffidenza perché paradossalmente noi non siamo abituati a questo tipo di prodotti, no? Però poi io potrei raccontarti aneddoti di persone che ci hanno portato in casa a mangiare. Che siete qui, vi offro un caffè, no, se dovete, no, andate qui, andate di là, chiamate l'assessore, aspetta, faccio io. Io mi ricordo un episodio in particolare, eravamo a Colindes, zona Colindes, quindi Cansiglio sopra, e questa coppia, assessori entrambi, se non sbaglio, marito e moglie, non mi chiedere di più perché non me lo ricordo, e anche perché è passato un po' di tempo, sono stati con noi
avevamo appuntamento al mattino, sono stati con noi tutta la giornata, di una gentilezza, di una carineria, ci hanno aperto un sacco di porte, nel senso simbolico del termine, proprio per dire avete bisogno di girare lì, non vi preoccupate, l'autorizzazione, facciamo una telefonata. E quindi ben vengano questi prodotti, perché secondo me i veneti hanno bisogno di questo tipo di progettualità. È grande apertura. Chiudo, perché vedo che ormai ti conosco, ci stai mandando fuori dalle balle. No, io volevo ringraziare la regia di Yuri Storasi, che ha fatto un lavoro magistrale. Sì. Volevo ringraziare lo scenografo Bruno Ugioli, Massimo Bassan ha curato la colonna sonora, i Dostoevsky, come dicevo, hanno curato alcune canzoni all'interno che sono meravigliose. Per quanto riguarda il suono, Enrico Dauru. Sto dimenticando qualcuno. Chiara Caldato, Ruote del Passato, che ci hanno dato questi mezzi meravigliosi con i quali noi andiamo in giro, e ci sono molte altre persone che hanno confermato un'idea che noi avevamo. I veneti sono veramente delle persone generosissime, certo alle volte un po' diffidenti all'inizio, però quando capiscono che stai facendo per il bene danno veramente anche il cuore. L'Engine di Oderzo e di Treviso che hanno curato tutto il catering e il trucco e il parrucco, quindi sono le scuole che iniziano a lavorare all'interno delle nostre produzioni. Basta che Luigi, basta. Prenotare in pizzeria. C'è la moglie che lo chiama, per favore butto la pasta o vai avanti con questi due imbecilli. Chiudila. Grazie, complimenti davvero. Stefanato, Igo Barbazza, che tutti noi abbiamo imparato a conoscere e anche ad apprezzare, perché sono due persone speciali. Ricordatevi, stasera 20:10 Antenna 3 inizia la seconda serie di Una buona giornata. Grazie Luigi, grazie a tutti. Grazie. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, grazie. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026 sono state presentate a Venezia le cerimonie di apertura e di chiusura, con Verona che sarà la grande protagonista. Verona entra nella storia delle Paralimpiadi. Il 6 marzo l'Arena ospiterà Life in Motion, la prima cerimonia paralimpica mai realizzata in un sito UNESCO. A meno di 2 mesi dall'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la Fondazione ha presentato a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura. Il successo dell'organizzazione dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi, perché è un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità, che il comitato organizzatore non destina energie, ma questo ho parlato anche di chi deve venire a guardarle, il pubblico, è uno spettacolo straordinario. L'evento inaugurale all'Arena di Verona sarà un momento senza precedenti, un racconto dedicato alla vita, al cambiamento e alla disabilità intesa come armonia tra persone e ambiente. Sul palco anche artisti internazionali come Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e i Medusa, ma spazio anche all'arte contemporanea con Iago, Emilio Isgro e Marina Pollonio. Il progetto è firmato dalla direttrice cerimonie Maria Laura Iascone, dal direttore artistico Alfredo Accatino e da Filmmaster. Location straordinaria e la necessità di fare uno show completamente diverso, uno show all'altezza del mondo paralimpico. Il mondo paralimpico è in continua trasformazione e cambiamento, gli atleti sono atleti veri e noi abbiamo voluto fare una grande festa condivisa. Non solo un momento di spettacolo sportivo, ma anche e soprattutto un'occasione di inclusione. Quando si parla di legacy delle Olimpiadi, quando si parla di testamento delle Olimpiadi, si deve parlare anche di inclusione, perché uno dei temi più importanti che porteremo avanti dopo le Paralimpiadi sarà proprio il tema dell'accessibilità e dell'inclusione. La Regione del Veneto ha approvato le linee guida sull'accessibilità, dovremo renderle realtà nei luoghi pubblici, ci sono tantissime iniziative che abbiamo in testa per tradurre tutto questo in realtà. La cerimonia di chiusura si terrà invece il 15 marzo a Cortina d'Ampezzo al Carling Olympic Stadium con l'Italian Souvenir, tema creativo che ispira all'ultima grande festa con la grande partecipazione di Arisa per salutare i giochi. Devo dire anche che c'è un accesso da parte del mondo del volontariato, da parte di moltissimi ragazzi giovani che chiedono proprio di partecipare come volontari alle Paralimpiadi. Direi che questo è un altro bel segnale. La legacy è una legacy a 360 gradi, 5 miliardi di PIL che è già legacy, 1,8 miliardi di opere in Veneto che è una grande legacy, ma poi ce n'è una culturale che è quella dell'inclusione che non ha limiti ed è quella sulla quale abbiamo investito.
Si spera per i prossimi giochi invernali a Cortina che ci siano abbondanti nevicate, ci sono invece difficoltà su altri impianti di sci e parliamo in particolare di Nevegal, dove a parte la neve c'è anche il mancato nulla osta tecnico per le risalite. Vediamo. Piazzale desolatamente vuoto. Al campo scuola davanti all'Oliviere un pulmino si appresta a caricare borsoni e sci in uso ai bambini, ma il tramonto che dà spettacolo illuminando ogni anfratto del Nevegal restituisce il suo sinonimo in senso figurato. Qualcuno si spinge oltre e parla di funerale, perché questo è l'effetto che hanno fatto le determine di Ansfisa pubblicate a metà mattina all'albo pretorio della provincia, dove nero su bianco c'è la comunicazione della sospensione del nulla osta tecnico per tutti gli impianti. La notizia corre, Dolomiti Ski Line, che non più tardi di poche ore prima spiegava agli internauti che in Nevegal finora non si è potuto sciare a causa di un guasto a una scheda elettrica che ha impedito il via libera degli organi competenti in attesa della sua sostituzione, pubblica una nuova comunicazione in cui rassicura: contiamo di avere i nulla osta a stretto giro. Per We Love Nevegal, che coordina il progetto generale di marketing del Colle, parla Lorenzo Baldanello di UOFI Italia. Per quanto riguarda il discorso Col dei Pets, è già stato comunicato da Dolomiti Ski Line che si tratta di un problema di una scheda tecnica per cui effettivamente non hanno potuto finire delle prove necessarie per avere la revisione annuale, quella che serve tutti gli anni, e quindi diciamo che questo è un problema che verrà superato nel momento in cui la nuova scheda viene montata, il direttore d'esercizio manderà la relazione ad Ansfisa e quindi ci si augura già questo weekend di avere l'ok definitivo, e se non sarà questo weekend sarà appunto la prossima settimana con la promozione che Dolomiti Ski Line ha voluto fare anche con We Love Nevegal. L'altra questione della sciovia 500 è stato semplicemente un ritardo di trasmissione di una relazione della revisione quinquennale che è stato già risolto con Ansfisa, è stato già chiarito il tutto e quindi già oggi dovrebbe essere arrivato il nulla osta e quindi anche quello è a posto. Diversa la questione per l'impianto del Col Toront. Senza la sciovia delle Erte impossibile dare corso alla revisione. Dolomiti Ski Line dal canto suo ha garantito una giornata di sci gratuita a tutti il primo sabato disponibile di apertura della Coca Bassa per riparare a una stagione finora mai partita. Un'apertura anche per contrastare irritazione e mugugni degli ultimi giorni, non solo degli amanti dello sci ma pure di una parte degli operatori economici che cominciano a ricredersi sulla fiducia data al progetto degli imprenditori bresciani. E il Comune di Belluno, neppure il tempo di scendere dal volo che lo ha riportato in Italia dalla missione in Terra Santa, il vice sindaco Paolo Gamba ha letto le determinazioni di Ansfisa che rilevano ritardi nella consegna della documentazione. Ci sono delle regole. Il problema fondamentale è che queste regole, sono non solo da parte, non sono non considerate, sono delle prese sotto gamba. Noi come la provincia dovremmo essere un organo di dare delle supporti a questa società, supporto non economico ma supporto di facilitatori all'interno di questa situazione, perché è chiaro che noi dovremmo essere questi, dovremmo dare un aiuto perché le cose cerchino di andare nel miglior modo possibile. All'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo è andato il premio veneziano dell'anno 2025, la premiazione del docente dell'Università di Padova al Teatro La Fenice. Andrea Rinaldo il veneziano dell'anno 2025. L'ingegnere idraulico di fama internazionale, nonché docente all'Università di Padova, ha ricevuto il riconoscimento nelle sale apollinee del Teatro La Fenice nel corso della cerimonia ufficiale promossa dall'Associazione Sette Mari. Il premio viene assegnato dal 1978 a personalità, enti e istituzioni che hanno contribuito alla crescita culturale e al prestigio di Venezia, in Italia e nel mondo, proprio come Andrea Rinaldo. Io non so se merito tutto questo, ma certamente mi fa un grandissimo piacere, proprio una sensazione che immagino particolare, trasferita anche a quelli che non ci sono più, che avrebbero venezianissimi della mia famiglia, che avrebbero tenuto moltissimo a questa cosa. Così faccio io.
Il premio gli è stato conferito per le competenze scientifiche riconosciute a livello mondiale nel campo dell'idraulica e per l'impegno costante nella salvaguardia di Venezia, anche attraverso la ricerca sui cambiamenti climatici e sugli ambienti costieri. A consegnare il riconoscimento è stato l'assessore comunale all'ambiente Massimiliano De Martin, che ha sottolineato il valore del dialogo tra scienza e politica nella gestione delle sfide legate all'acqua e alla protezione della città. Servizio di Marta Zatta, stasera sarò nel comune di Soave per presentare il libro Focus, ci sarà anche il sindaco Matteo Pressi, al Palazzo di Giustizia alle 20:30 a Sala Garribba anche l'editore del mio libro Silvano Piazza. L'ingresso è libero, se volete saperne di più di Focus vi aspettiamo alle 20:30 e a condurre Focus questa sera il mio collega Ivano Tolettini, gli ospiti Silvia Calligaro, Stefano Dall'Agata, Francesco Pontelli, Giorgio Tronca e Stefano Valdegamberi. È tutto, grazie, buona giornata ai nostri registi Francesca Pezzo, Simone Merlo, Edoardo Paris. Ci vediamo domani, arrivederci.